Il governatore Zaia firma la richiesta di stato d'emergenza per i violenti nubifragi che hanno colpito la Marca, pesanti disagi, polemiche e rabbia dei residenti caduti dai 50 ai 75 mm di pioggia. Tra gli effetti del maltempo anche la caduta di piante, a Treviso un albero crolla su 2 auto in sosta, solo l'ora notturna evita la tragedia. Anche un 19enne di Mogliano tra gli 8 giovani e giovanissimi arrestati dalla polizia a Venezia nel giro di vite alle baby gang che hanno imperversato tra centro storico e terraferma. Tragedia a Oderzo, 14enne muore per un tumore fulminante. Una settimana fa un malore in classe, la diagnosi terribile ed il dramma che ha sconvolto il paese. Domani i funerali. Grande attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana che si terrà lunedì alla presenza di Salvini e Zaia. Il governatore, momento importante, ce lo chiedono i veneti. Il Giro d'Italia arriva in Veneto domani con la tappa Valdaora Santa Maria di Sale, venerdì con partenza da Treviso. La giornata più critica sul fronte della viabilità, quella di domani. La Marca è la prima provincia italiana per aspettativa di vita, con un traguardo di 84 anni sopra la media nazionale, il dato Istat diffuso oggi. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano un'ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore anche la provincia di Treviso. Ora la situazione va migliorando ed inizia la conta dei danni. Nell'arco delle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 93 interventi nella Marca. Vediamo. Via Botteniga, Treviso. Un pino marittimo si schianta su 2 auto e solo l'ora notturna evita una tragedia, istantanea di un maltempo che anche nella giornata di oggi non ha dato tregua, tenendo impegnati e pronti a intervenire i soccorsi in buona parte della Marca. Solo qualche ora prima da Oderzo a Castelfranco si erano registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia. E mentre inizia una pesante conta dei danni, per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di allagamenti, soprattutto nella zona di Oderzo, per scantinati e garage. Ieri sera si è raggiunto l'apice degli allagamenti tra le 20 e le 21. Nello Pitergino sono caduti 65 mm di pioggia, diverse le strade allagate e i sottopassi impraticabili. Situazioni particolarmente critiche in via Bosco Comuna, in centro in via Garibaldi e anche nella zona industriale, nell'area di Cammino. Problemi anche in via Madre Teresa di Calcutta tra Colfrancugli e Faè. Chiaramente le persone hanno avuto grandissimi disagi e si aspettano le soluzioni. Allora noi abbiamo appena approvato al Consiglio Comunale il piano delle acque. Questo piano prevede 10 milioni di opere da realizzare per risolvere i problemi e quindi man mano che reperiremo i finanziamenti interverremo. Nei social non sono mancate le polemiche sulla manutenzione di fossi e caditoie. Via Garibaldi è andata sott'acqua e io stessa mi sono subito preoccupata delle caditoie perché siccome non succedeva da un bel pezzo ho immediatamente chiamato gli operai e mi ha detto no, le caditoie le avevamo appena pulite. Il problema è che aveva piovuto precedentemente, quindi il terreno era saturo e ne è venuta acqua talmente tanta che era tutto pieno e quindi non scendeva. Strade e sottopassi allagati anche a Dormelle e Fontanelle. Il sottopasso di Viale Europa, Ponte di Piave, è ancora inagibile. Qui 2 auto sono state portate via prima di essere inghiottite da più di 600 metri cubi di acqua. L'esondazione dell'altro fosso dall'altra parte di là ha riempito il sottopassaggio, le pompe non ce l'hanno fatta a stargli dietro. Quanto tempo ci metterete a svuotare il sottopasso? Ci vorrà tutta stanotte penso e forse fino a domani mattina. E vediamo ora nel prossimo servizio le impressionanti immagini di una lunga serata e di una lunga notte di paura. Cornuda, Crocetta del Montello, Castelfranco Veneto, Oderzo, nubifragi intensi, le temute bombe d'acqua, centri abitati e zone più periferiche allagati per ore. Emblematica l'immagine del sottopasso all'Iper di Castelfranco con un'auto bloccata sommersa quasi per intero. Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco che nella notte hanno proseguito il lavoro, in particolare a Oderzo. Questa è via Madre Teresa di Calcutta. Strade allagate a Crocetta, a Cornuda oggi si devono contare i danni. Secondo allagamento in 10 mesi, l'esasperazione all'officina Zavarise di via Zanini. Noi ci ritroviamo nella stessa identica situazione. La differenza l'anno scorso dispiaciuto, quest'anno arrabbiato perché bisogna trovare delle soluzioni e qualcuno deve pagare questa volta. Danni?
l'altra volta 90.000, adesso siamo intorno ai 70, perché ho salvato qualcosina. Fortunatamente è accaduto quando voi eravate presenti qui in fabbrica. Sì, con clienti e paura perché l'acqua è salita in 10 minuti. La competenza non è del comune, però c'è già un piano del consorzio di bonifica che è partito da un mese e che sta monitorando tutto l'alveo di questo torrente e non solo, proprio per metterlo in sicurezza. In centro al paese e verso la stazione la situazione non è andata molto meglio. Una bomba d'acqua ha invaso anche il suo negozio. Sì, purtroppo sì, siamo riusciti un po' a fermare questa ondata incredibile che in mezz'ora 1 metro d'acqua è arrivata fino a qua l'acqua. Fino a qua, una cosa mai vista a Cornuda, incredibile. Era già successo, però non era mai entrata, era sempre stata sulla strada o qua dietro tipo. Era proprio brutto di guardare anche la pioggia che non fermava, l'acqua andava dentro, io pensavo mamma mia cosa faccio io? Allora ho lasciato qui, chiudo la mia porta, è andata la mia amica che abita di là per stare di là perché era nervosa, piangeva perché non sapevo cosa fare. Ma dentro avevo melma, avevo acqua fino in fondo al bagno. Già abbiamo lavorato 2 ore per buttare fuori tutto. Quindi tutta la zona della stazione è stata pesantemente colpita, tante case che sono andate sott'acqua, scantinati, uffici e siamo riusciti comunque adesso a risolvere un po' la situazione dopo qualche ora. Lei ha messo le paratie addirittura? Le 10 anni che ho fatto le paratie, d'altronde non si può vivere una vita che qua vivo sempre con paura dell'acqua alta. E fate tutto, è fatta cassa espansione, è fatta casa, però l'acqua alta quando è che avviene so, c'è niente da fare. Fino a sera sorvegliati speciali sono stati i corsi d'acqua, non smette di piovere e anche le frane fanno paura. 2 famiglie sono state evacuate per uno smottamento a Formeniga nel Vittoriese. La situazione rimane delicata e monitorata di ora in ora. Ed è stato decretato dal Presidente del Veneto lo stato di emergenza per queste zone colpite dal maltempo. Zaia, che al nostro microfono, parla anche di Pedemontana e del primo taglio del nastro previsto per lunedì. 3 giugno al casello di Tiene, alle 11:45 apriamo. Data e ora sono finalmente nero su bianco. I primi 6 chilometri della nuova superstrada pedemontana dalla Valdastico a Breganze saranno percorribili dal lunedì pomeriggio. Per il taglio del nastro si è volutamente atteso il dopo elezioni, ma non sarà, annuncia Zaia, un'inaugurazione in pompa magna. L'inaugurazione è sobria perché si inaugura e via veloce, anche perché abbiamo atteso da molto, sono la prima decina di chilometri, ma sono importanti perché poi sarà l'innesto sulla Valdastico. Dall'altro è già confermato il vice premier Salvini alle 11:45, immagino che arriveranno anche altre autorità e tutti sono ben accetti. Non sarà una festa, ma sarà semplicemente un'inaugurazione sobria, come si conviene per un'infrastruttura come questa. Che piaccia oppure no, è la principale infrastruttura in costruzione in Italia in questo momento e l'inaugurazione del primo tratto è, per il territorio, dove di Pedemontana si parla dal 1990, una data storica. Un'emozione perché stiamo davanti alla più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, sono 94 km e mezzo, stiamo parlando di 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, per le quali fra l'altro il 60% già realizzate, e stiamo parlando di un'infrastruttura decisa a maggioranza, anzi all'unanimità da tutti i sindaci del territorio. Le ricordo solo che in questi 94 km e mezzo avremo 17 caselli. Dopo la Pedemontana cosa vorrebbe? L'altra cosa che vogliamo è l'autonomia. L'autonomia che non è fisica, non è di calcestruzza, non è di asfalto, ma è ancora più importante perché cambia la vita al Veneto. Quindi lunedì sarà occasione per ribadirlo al Vice Premier? Le dirò che il Vice Premier è già sul pezzo, lo sa già e ha visto e l'ho anche percepito con il voto del Veneto, che è stato un voto a favore dell'autonomia. Nel frattempo il governatore si occupa anche dell'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Zaia ha decretato in queste ore lo stato di emergenza. Ai cittadini che hanno avuto danni con lo stato di emergenza dico che verranno raccolti questi danni e la contabilità dei danni da parte dei comuni, dopodiché faremo un pacchetto per chiedere ovviamente accesso ai fondi nazionali. C'è anche un giovane di Mogliano tra i 7 componenti della Baby Gang che ha seminato il terrore a Venezia e terraferma negli ultimi mesi. 7 arresti, 3 maggiorenni, 4 minorenni, tutti maschi dai 14 ai 18 anni. Sono stati eseguiti dalla squadra mobile della polizia nei confronti dei componenti delle Baby Gang che negli ultimi mesi hanno seminato il panico tra il centro storico e la terraferma.
Sono tutti italiani, qualcuno originario dell'est, prevalentemente veneziani e trevigiani, con un comune denominatore. Una giovanissima età, la spregiudicatezza e la gravità dei reati allora scritti. C'è grande amarezza per queste misure restrittive che vanno a toccare soggetti giovani o giovanissimi che sono destinatari di provvedimenti significativi e importanti. In carcere c'è anche un minorenne ed è un segnale estremamente significativo l'azione incisiva della Procura dei minori e la gravità dei fatti attribuiti a questo soggetto minorenne, che ha superato anche quelle garanzie di cui godono i soggetti minorenni, proprio per la gravità degli episodi in contestazione e della certezza degli elementi a suo carico. 3 i gruppi identificati. Il primo, in cui un 19enne moglianese e un 16enne mestrino sono stati portati in carcere perché responsabili di almeno 2 rapine avvenute a gennaio a Sant'Aponale e San Basilio. Furono aggrediti gruppetti di ragazzi anche con un tirapugni. Al 19enne è contestata una terza rapina al Lido, dove con altri complici avrebbe minacciato un ragazzino sottraendogli 20 euro. Il secondo gruppo ha agito a Mestre, tra Piazzale Cialdini, Madonna Pellegrina e Piazza Barche. In carcere un 18enne mestrino accusato di furto, danneggiamento e tentata estorsione e raggiunto poche settimane fa da un provvedimento di sorveglianza speciale. Furti e danneggiamenti, molti nei garage di case private, uno al liceo Guggenheim, uffici Veritas e all'ANAS, dove sono stati rubati 3 veicoli. Terzo gruppo, un 18enne è finito ai domiciliari, 3 minori in comunità. Sono responsabili di una tentata rapina avvenuta a febbraio ai danni di un bengalese picchiato violentemente, anche con un ombrello. Ci sono 19 indagati. Controlli antidroga in una scuola di Sacile, 2 studenti di 15 anni, uno residente nel Trevigiano, l'altro a Brugnera, provincia di Pordenone, sono stati denunciati dalla Procura dei minori di Trieste per spaccio con l'aggravante di fatti compiuti all'interno di una scuola. A scoprire l'attività illecita i carabinieri. Altri 7 giovani, 6 minorenni, tra i quali una ragazza ed un 18enne, residenti tra Aviano, Fontanafredda, Cordignano e Godega di Sant'Urbano, sono stati segnalati alla prefettura poiché trovati in possesso di un dispositivo che serve a macinare le sostanze stupefacenti con all'interno delle tracce di marijuana, oppure perché si sono dichiarati assuntori di droga. Oderzo sotto shock per la morte di Giulia Cadona, studentessa di 14 anni, uccisa da un tumore fulminante in 5 giorni. Solo una settimana fa si è sentita male all'improvviso mentre stava seguendo le lezioni alla scuola media di Treviso, dove frequentava il 3° anno. Dagli accertamenti in ospedale la drammatica scoperta: un tumore alla testa che non le ha lasciato scampo. La piccola Giulia è morta lunedì. Sconvolti dal dolore i genitori ed il fratello, come tutta la comunità, gli amici della giovane e della famiglia. I funerali di Giulia saranno celebrati domani, giovedì 30 maggio, alle 15 nel Duomo di Oderzo. Cambiamo ora decisamente argomento. Il Giro d'Italia arriva nella Marca domani con la tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala e poi venerdì con partenza da Treviso e arrivo a San Martino di Castrozza. La giornata più critica sul fronte della viabilità è quella di domani, giovedì, con la chiusura della A27 dalle 12 alle 16 da Conellano a Belluno e l'impossibilità di attraversare la provincia da est a ovest. Sentiamo. Palloncini, fiocchi, nonostante la pioggia la Marca si prepara al passaggio del Giro d'Italia, una festa che comporterà anche non pochi disagi alla circolazione. Domani in particolare la 17ª tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala attraverserà l'intera provincia di Treviso da nord, Sella Fadalto, a sud, attraversando Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano, Paese, Quinto, Zero Branco, per proseguire poi verso Scorzè, Noale, fino all'arrivo. Il percorso indicato impedirà l'utilizzo dell'autostrada A27 in tutta la tratta nord da Conegliano a Belluno, che verrà infatti chiusa l'autostrada dalle 12 alle 16 in entrambi i sensi di marcia. La chiusura della A27 impone un percorso alternativo molto lungo per attraversare la Marca e per raggiungere Belluno. Da Oderzo, arrivando a Treviso, Mestre, la SR11 in provincia di Venezia, per arrivare a Padova. All'altezza di Padova Est si dovrà percorrere la SR308 verso Castelfranco per poi proseguire sulla SP667 a Cornuda e a Cornuda prendere la Feltrina e a Feltre
al bivio andare a Belluno. Percorso simile via Mestre e Padova per chi decide di imboccare l'A4 e l'A28. Eccezionalmente sarà consentito l'attraversamento della Feltrina all'altezza di Castagnole per coloro che dovranno raggiungere l'aeroporto di Treviso, ma comunque fino a un massimo di mezz'ora prima del passaggio. Il rischio ingorghi e code è molto elevato, ecco quindi i consigli della Polstrada. Raccomandiamo assolutamente grande pazienza a tutti coloro che necessariamente dovranno utilizzare le strade della provincia. Chiediamo e consigliamo a tutti coloro che non hanno necessità di non mettersi in macchina durante le ore in cui è prevista la sospensione della circolazione, perché saranno forti comunque i disagi, i rallentamenti e le code che inevitabilmente riguarderanno tutti gli assi principali viari della nostra provincia, quindi la Pontebana, la SR53, la Feltrina e diciamo tutte le viabilità più importanti. La Marca è la prima provincia italiana per aspettativa di vita, con un traguardo di 84 anni superiore alla media nazionale di 82,7 anni, segno più in tutta Italia rispetto al 2004. Lo afferma l'Istat con l'aggiornamento annuale del sistema degli indicatori del benessere equo e sostenibile dei territori riferiti alle province e alle città metropolitane italiane. Far conquistare anni di vita in salute è un obiettivo fondamentale per un sistema sanitario moderno che ci tiene ai suoi cittadini, è il commento del presidente del Veneto Zaia. Per questo il risultato ottenuto da Treviso è importantissimo come indicatore di tutto il modello sanitario veneto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, subito dopo continueremo il telegiornale andando a conoscere i nuovi primi cittadini della provincia di Treviso. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Prosegue il nostro viaggio a conoscere i nuovi sindaci della Marca. Andiamo a Quinto di Treviso, dove Stefania Sartori raccoglie l'eredità di Dalzilio. Wow, prego. Fiocco rosa per accogliere Stefania Sartori nel suo nuovo ufficio da sindaco di Quinto di Treviso, che torna dopo 25 anni ad essere retto da una donna. Accompagnata dal predecessore Mauro Dalzilio, Stefania Sartori si appresta a cominciare un mandato all'insegna della vicinanza ai cittadini. All'insegna del cittadino, io sempre l'ho detto anche nel mio slogan, non sarò il sindaco di tutti, ma sarò un sindaco per tutti, quindi nella semplicità, nell'umiltà, perché siamo chiamati a fare un lavoro che può sembrare così banale, ma in realtà dobbiamo, come ho detto, sono diventata la mamma di quasi 10.000 abitanti. Intanto si lavora alla composizione della nuova giunta. Definiremo le ultime cose anche insieme alla mia squadra e poi cominceremo a lavorare sul serio. Quel che è certo è che della squadra farà parte anche l'ex primo cittadino, forte di 400 preferenze personali. Dalzilio si è messo a disposizione soprattutto per l'esperienza maturata su uno dei temi più caldi per il comune, quello dell'aeroporto, questione che gli sta particolarmente a cuore. Diciamo che più che a cuore ormai è una questione di principio. Io ho chiesto a Stefania, che è magari consigliere semplice ma con delega all'aeroporto, voglio continuare il percorso fatto in questi anni, penso di aver assimilato una buona conoscenza di quella che è la normativa e delle persone che gravitano nel mondo aeroportuale e quindi cercherò di continuare la lotta per la salvaguardia del territorio e per cercare di garantire i diritti dei cittadini di Quinto. Ed ora andiamo a Codogné, dove il nuovo primo cittadino ha fatto parlare di sé fin dai primi istanti dopo l'elezione. Le immagini del suo arrivo in municipio a cavallo hanno fatto il giro d'Italia, ma a far parlare di Lisa Tommasella, neo sindaco di Codogné, c'è anche il turnover con il marito, il sindaco uscente Roberto Bet, che ha completato i suoi 2 mandati e con cui, poco dopo la proclamazione della vittoria, si è scambiata un bacio beneaugurante. Il municipio in sella al cavallo, dicevamo, rigorosamente razzapiave. Inoltre siamo arrivati con la bandiera del Veneto e dell'autonomia, questo perché da sindaco credo fortemente nel bisogno che la nostra regione diventi autonoma. Non certo una leghista dell'ultima ora Lisa, ma una militante molto presente, già consigliera comunale, lavoratrice e mamma di una bimba di 3 anni. Tutto in famiglia verrebbe da dire, e invece no, io e Roberto, sottolinea Lisa, siamo 2 persone distinte,
ma il grazie al sindaco uscente Bet, che potrebbe ora entrare nella sua squadra di giunta, è d'obbligo. Roberto Bet è stato un grande sindaco, ci ha aiutato molto, è ancora in squadra con noi, ha fatto da apripista e questa volta con una squadra ben composta di giovani e meno giovani siamo riusciti a portare a casa nuovamente la continuità per altri 5 anni. Quanto agli obiettivi del nuovo primo cittadino, ce n'è uno su tutti. Sicuramente dobbiamo portare avanti la realizzazione della casa di riposo per anziani non autosufficienti e la riqualificazione di tutta l'area delle ex caserme Maset. È un impegno che abbiamo assunto con i nostri cittadini e sicuramente diventerà un fiore all'occhiello per la nostra comunità. Ed ora lo sport basket al Palaverde. Treviso soffre ma fa sua gara 2 della semifinale playoff ed ora la finalissima è a un passo. La tensione è palpabile, la paura per una botta alla Stella Barnett, un quarto magistrale, ingredienti di una gara per molti tratti sul filo del thriller, ma che consegna a Treviso la possibilità di essere a un passo dalla storica finale di playoff per il salto in A1. Il 75-65 al Palaverde non racconta fino in fondo una partita nella quale Treviglio ha lottato con unghie e denti per restare aggrappata alla serie e quasi ci è riuscita. Primo quarto avanti, poi la De Longhi si rifà sotto nel secondo quarto quando Barnett in uno scontro sotto i tabelloni subisce una botta che lo fa uscire dal campo nel momento peggiore. Fiato sospeso, ma è solo un attimo, il rientro consente di tenere Treviso in carreggiata e di sferrare nell'ultima frazione di gioco 2 parziali che uccidono la gara. Ci voleva grande solidità, ci voleva grande energia e soprattutto esprimerla per 40 minuti fino a quando non fosse suonata la sirena. Abbiamo avuto questa idea soprattutto nell'ultimo quarto. Da un lato abbiamo la consapevolezza della durezza di una semifinale e dall'altra parte però abbiamo anche la consapevolezza di quella che può essere la nostra forza nei momenti in cui non ci perdiamo, diciamo così, in cose che durante la partita non sono necessarie. Migliore, manco a dirlo, lo stoico Barnett, seguito a ruota da Imbrò, Tessitori e Alviti. Venerdì si va a Treviglio per una gara 3 che potrebbe portare Treviso in finale, senza pensare di essere in trasferta e senza la maggior parte di quel pubblico diventato parte integrante della forza di squadra. Prima bisogna andare in campo, non bisogna focalizzarsi su pubblico, non pubblico, le partite le giocano i giocatori e poi dopo se nasce una grande empatia col pubblico naturalmente è una cosa importante, quindi i richiami, tutte queste cose qua, la discesa, non abbiamo bisogno di questo, chi vorrà seguirci a Treviglio ci seguirà a Treviglio e noi dovremo fare il nostro meglio in campo. Vi lascio tra pochissimo a 20:10, si parlerà di banche questa sera con l'avvocato Paolo Quaggetto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre un'occhiata al nostro meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il maltempo che sta causando allagamenti e disagi in molte zone ha le ore contate. Giovedì 30 maggio infatti sarà una giornata con più sole. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà a tratti coperto al mattino con qualche ultimo rovescio sul Bellunese. Ampio soleggiamento ovunque invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 19 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo residue piogge nella prima parte della giornata, ma in esaurimento entro le ore pomeridiane, quando invece sarà ampiamente soleggiato ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra 18 e 21 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tempo asciutto e stabile quasi ovunque, salvo per qualche isolato piovasco al mattino sui settori di confine. Il cielo sarà invece poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus
è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.